Appuntamento domani sera con l'ultima ricorrenza per quest'estate in onore di Pirandello. Domani sera andrà in onda l'ultimo appuntamento di queste manifestazioni che sono state curate dalla Biblioteca Museo Luigi Pirandello in occasione del 147° anniversario della nascita di Pirandello. Domani sera, proprio presso la casa natale dell'illustre Agrigentino, proporremo alla collettività l'ultima rappresentazione teatrale in ordine programmata nel palinsesto ed inserita nel palinsesto la famosissima opera Il berretto a sonagli, A che ora è l'appuntamento? alle 20:30. E colgo l'occasione dalla vostra emittente di estendere l'invito a partecipare a tutti i nostri telespettatori. Fino ad oggi qual è stata la risposta della città di Agrigento, ma anche dei turisti, a queste manifestazioni che si sono succedute, che sono state varie e vaste? Sì, il risultato di una non aspettata presenza di turisti ci ha proprio premiati per il grande sforzo, in prima di tutto del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sforzo di carattere economico in un momento in cui c'è una forte frizione di carattere economico. Ci ripaga anche del grande lavoro svolto non certo gli ultimi mesi ma di programmazione in tutto l'anno. Il numero dei visitatori quest'anno, subendo anche il trend di implemento dei siti della Valle dei Templi, si è implementato notevolmente. Abbiamo avuto durante il mese di luglio e il mese di agosto un incremento non indifferente di visitatori, anche grazie all'attività che noi abbiamo posto in essere in questo periodo. Devo dire che devo ritenermi soddisfatto per tutto quello che è stato fatto finora.